Comunità energetiche e AERAC al centro del convegno che pone l'attenzione sullo strumento essenziale per la transizione energetica. Oggi abitiamo in un mondo in continua evoluzione, in un vero e proprio darwinismo energetico che ci chiama a cambiare il modo di consumare, di produrre energia. Presidente, oggi è un'importante giornata dove i territori sono i veri protagonisti del cambiamento e dove la provincia, in particolare la provincia di Vicenza, con oggi il convegno sulle comunità energetiche e gli AERAC, uno strumento definito della transizione, hanno un ruolo fondamentale di fare di trade union tra la regione, gli enti locali, i comuni, ma un respiro molto più ampio, così. Un'iniziativa certamente che pone le basi per un futuro che forse potremmo definire anche già presente, e su questo voglio fare innanzitutto un ringraziamento all'assessorato, all'assessore Marcato, che ha scelto noi come provincia di Vicenza per divulgare quelle che sono le informazioni, le prospettive, le notizie su questo tema, e quindi un primo ringraziamento va a lui, ma soprattutto ai tanti sindaci che oggi sono intervenuti qui, circa una trentina di amministrazioni locali tra sindaci e assessori delegati, e poi oltre 1500 persone collegate. Questo a significare un grande interesse su questo tema che, come dicevo prima, non è e non può essere solo il nostro futuro, ma deve essere il nostro presente, un nostro presente che richiede una maggiore attenzione nell'uso dell'energia, ma soprattutto un uso dell'energia che sia orientato a quella che è una comunità, quindi quella che è una comunità di paese, non si occupa solo del sociale, non si occupa solo del benessere dei cittadini, ma si occupa anche di un uso intelligente, di uno scambio dell'energia. E la provincia su questo viene ad assumere un ruolo di coordinamento fra la realtà dei cittadini, fra la realtà dei sindaci, che molto spesso ricercano informazioni, ricercano sostegno, ricercano supporto, e un ente superiore quale può essere la regione. Quindi la provincia si pone in qualche modo come ente agevolatore per questo importante percorso che è strategico per il futuro, per l'ambiente, per il futuro delle nostre comunità e per un uso più intelligente della risorsa energia. Ingegnere Squarcina, la provincia ha un ruolo sempre più fondamentale per il territorio e un ruolo che ha bisogno di tradursi poi anche in operatività concrete, con diverse iniziative che entreranno proprio nel meccanismo di un vero e proprio servizio, non solo di energia a chilometro zero, ma un servizio a chilometro zero. Sì, anche la provincia deve capire che anche l'energia è uno dei temi che deve affrontare, la regione ci sta coinvolgendo sempre di più e lo sviluppo delle province probabilmente ci darà nuove ulteriori competenze, per questo dovremo organizzarci come ufficio tecnico della provincia, sia per gestire i nostri edifici, le nostre produzioni di energia, perché anche la provincia ha i suoi impianti, e anche per fornire quel servizio che la provincia fornisce sempre di più al territorio, in particolar modo ai comuni nel nuovo ruolo che ha acquisito la provincia, per poter dare un servizio dal punto di vista tecnico e aiutare i comuni nel loro ruolo al servizio delle loro comunità. La transizione energetica è al centro del convegno organizzato dalla provincia di Vicenza in collaborazione con la regione del Veneto e il consorzio CEV, e oggi possiamo parlare veramente di futuro, di transizione, di sostenibilità, di obiettivi comuni e condivisi che si respirano all'interno di un territorio sempre più protagonista del cambiamento. E oggi, ingegnere, proprio questa centralità vede il protagonismo di Enea, e quindi in che modo Enea contribuisce alla transizione e nel comunicare tutto questo anche al basso, potremmo dire, ai comuni cittadini? Sì, la transizione energetica è un passaggio fondamentale e necessario, ormai ce ne stiamo accorgendo anche a nostre spese. Enea dal canto suo porta avanti da decenni, sia da un punto di vista tecnologico, lo sviluppo di nuove soluzioni e di integrazione di soluzioni magari già esistenti sul mercato, quindi fornendo una quota parte di quelle che possono essere delle soluzioni materiali da un lato. Dall'altra parte Enea sostiene anche lo sviluppo del territorio, sostiene gli enti locali nella programmazione di iniziative e attività che siano volte alla promozione locale, allo sviluppo locale sostenibile anche in termini di efficientamento dei propri consumi e di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici che adesso risultano necessarie. Direttore Soldà, oggi la transizione è entrata proprio
proprio nel vivo del convegno che si è realizzato in collaborazione con la provincia di Vicenza e la regione del Veneto, dove il consorzio CEV ha dato il suo importante contributo per la promozione, per far conoscere la realtà delle comunità energetiche, perché cultura la transizione alle comunità energetiche e agli ERAC parla proprio anche attraverso un modo diverso di raccontare, di spiegare e di vivere il quotidiano. Sì, intanto fa piacere essere invitati a questi incontri, non è il primo, qualche giorno fa eravamo in provincia di Padova, sempre sullo stesso filone della Regione Veneto che ha affidato alle province la promozione. Per noi è anche abbastanza semplice perché questo è il nostro territorio, pensate che solo nella provincia di Vicenza abbiamo 38 impianti fotovoltaici, per cui conosciamo bene i comuni, loro ci conoscono. È un momento delicato perché una volta uscita quasi tutta la normativa che abbiamo aspettato per 9 mesi, è uscita la prima bozza del decreto PNRR, quel decreto in cui tutti i comuni mettevano delle aspettative per costituire le comunità energetiche. Come già noi predicavamo da tempo, guardate che potrebbe essere invece una limitazione non avere le comunità energetiche, difatti tra i beneficiari le comunità energetiche devono essere già costituite, per cui ben venga la lungimiranza che ha avuto il consorzio nel portare avanti, parliamo di circa 18-19 comuni che hanno già deliberato l'associazione che diventerà comunità energetica, che ci permetterà, nonostante tutte le problematiche che ha questo bando, di provare a portare a casa dei soldi. Il nostro modello però vuole essere un modello pratico che non aspetta soldi che arrivano o non arrivano, ma di procedere con quello che abbiamo in casa, quindi piccoli impianti per provare un modello che, se capito, studiato e migliorato, nel momento in cui avremo la possibilità di fare nuovi impianti più consistenti, saremo un passo in avanti rispetto agli altri.